Va ora in onda Bianco, Rosso e... in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier e la Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori. Bentornati a tutti, un caro saluto a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di RC Radio Conegliano da parte di Karen e un bentornato alle care telespettatrici e ai cari telespettatori di Veneto Globe da parte di Claudia. E siamo di nuovo qui con Bianco, Rosso e ogni tanto bisogna anche fare una pausa dal parlare di vino, cosa dici? Purtroppo Claudia? sì, purtroppo sì. Come purtroppo sì, insomma, certo fa piacere, si parla di vini di meditazione, si parla di aperitivi sbicchierando e brindando, però insomma il vino nasce anche per poter accompagnare un'altra cosa assolutamente fondamentale, che sono appunto... Sì? Ecco, vediamo. Cominciamo bene. Allora, adesso ti spiego, Claudia. So che tu ti nutri solo del nettare di Bacco, però in realtà non si io vede. ho bisogno anche di qualche sostanza, un pochettino, come dire, solida, insomma, se magna fondamentalmente. Dai, che si vede, ecco, che mangio anch'io, Karen, insomma, non sono poi così patita, non come ci facciamo dire. mancare niente, si beve, si mangia, però con, dico, anche con moderazione, ma con una certa, come dire, coerenza. Ecco, forse la parola giusta è proprio questa. E consapevolezza. Sì, sì. Certo, nel senso che ovviamente apprezzando e imparando tantissime cose riguardo al vino, sicuramente gli stessi principi li possiamo applicare anche al cibo. Si tratta proprio in qualche modo di allenare i nostri sensi a riconoscere certe caratteristiche presenti nell'uno e nell'altro, e imparando ad affinare queste possiamo anche cercare il perfetto matrimonio, che poi in qualche modo verrà anche spontaneamente, per esaltare le caratteristiche dell'uno e dell'altro. Sì, è un po' il mestiere alla fine di noi sommelier, sì, quello di analizzare quello che c'è nel bicchiere, ma è anche di suggerire a noi stessi e a chi ci circonda come meglio abbinare e degustare quanto si ha e sul piatto e in mano, quindi facciamo questo step oggi. Sì, quindi noi abbiamo, insomma, avete capito, la fortuna non solo di bere con costanza, ma anche di effettivamente mangiare, quindi appunto godiamoci questo momento. Quindi vi abbiamo già dato qualche nozione relativa appunto alla parte gustativa del vino in modo particolare, quindi oggi riprendiamo proprio questa parte. Se vi ricordate, ecco, quando assaggiamo un vino possiamo distinguere, grazie ai nostri organi di senso, ma in particolare le papille gustative, possiamo riconoscere certe caratteristiche che appunto sono la dolcezza, l'acidità, poi c'è la sapidità, cioè la sensazione amaricante o amarezza, e poi abbiamo anche delle sensazioni tattili. Poi non dimentichiamoci il nostro umami, che è molto importante oggi. Anche l'aspro abbiamo. Sì, l'acidità, l'asprezza, insomma, abbiamo tutte queste sensazioni. Ma in qualche modo sicuramente voi vi siete già allenati e ormai sarete bravissime a individuarle e dividerle nel bicchiere. Ma siete in grado di farlo ugualmente in cibo? Diventa la stessa cosa? Un po' più complicato, come dire. Diciamo che queste sono le cosiddette macro sensazioni che possiamo riconoscere all'interno della nostra bocca, ma quando mangiamo ad esempio una forchettata di pasta al pomodoro, che cosa ci possiamo ritrovare? Che sensazioni possiamo riconoscere? Beh, potrebbe essere una sorta di tendenza acidula, quel pomodoro che è sicuramente un po' acido, piuttosto che la pasta. Dolce non è, però ti ricorda un po', ci ricordano un po' il dolce. Magari è stata anche una pasta fatta con del basilico, quindi una sorta di aromaticità, piuttosto che il sugo è stato cotto magari con una cipolla,
che è stata leggermente bruciacchiata, quindi ci si ritrova un certo amaro in bocca anche, perché no? E allora vogliamo analizzare queste micro sensazioni alla fine che ci ritroviamo quando mangiamo? Ai ai ai, sembra complicato, ma in realtà non lo è, basta un attimo fare un po' di attenzione alle sensazioni che abbiamo. Quindi partiamo un po' a darvi un elenco, come abbiamo fatto per il vino, di quelle sensazioni che possiamo considerare quando mangiamo, assaporare, ecco le cose a cui dobbiamo prestare attenzione. Quindi ecco, abbiamo appena messo in bocca la mezzatenna o il fusillo piuttosto intriso di pomodoro, ecco possiamo prendere questo riferimento, insomma cerchiamo di analizzare certi elementi. E Claudia vi ha parlato, per esempio partiamo dalla tendenza dolce, che non necessariamente significa presenza di zucchero, anche se in realtà lo zucchero che noi consideriamo è il saccarosio, quindi la base, insomma, glucosio e fruttosio. Facciamo un po' di chimica, anzi biochimica oggi, però se ci pensate bene, insomma, la base di glucosio c'è anche quando parliamo di pasta, fondamentalmente, perché stiamo parlando di tutte quelle sostanze ricche di amidi che non sono altro che delle catene di glucosio, quindi capite che anche lì abbiamo una tendenza dolce che stempera un po' tutto, insomma. Una pasta condita con qualsiasi sugo andrà a dargli un pochino di dolcezza, a stemperare, a mitigare altre caratteristiche. E che altra tendenza dolce possiamo incontrare nei nostri cibi? Per esempio ci sono anche i legumi, anche quelli grandi carboidrati, pensate, non lo so, alla zucca, ma anche il pane, tutti i derivati, piuttosto che i formaggi, le carni anche hanno questa tendenza il burro in effetti va a stemperare. Assolutamente, tanti alimenti che conosciamo e che mangiamo quotidianamente non possono essere definiti dolci, ma possiamo dire che hanno appunto questa tendenza dolce e che quindi ammorbidisce un po' tutta la preparazione che li coinvolge. Perché bisogna ammorbidire anche il contrario, la tendenza all'amaro. Appunto, la tendenza amarognola di cui si parlava prima è una cosa tipica, diciamo, delle verdure, e quindi tutta quella gamma di frutta e verdura ha naturalmente questo leggero amaricante all'interno, ma possiamo ritrovarlo anche quando i cosiddetti zuccheri vengono cucinati e bruciati. Ad esempio, qualcuno mai ha assaggiato un caramello bruciato? Come sarà mai, Karen? È amaro. Il caramello è fantastico, non sai se è dolce o se è amaro, non sono due sensazioni molto vicine. Piuttosto che è una sensazione che possiamo ritrovare quando bruciacchiamo anche qualche alimento che ha questa tendenza dolce, quindi questi zuccheri, come può essere la carne ai ferri, il pesce ai ferri, piuttosto che il pane abbrustolito, ha sempre questa lieve tendenza amarognola. Certo. Ma facciamo uno step avanti. Certo, perché vi abbiamo parlato delle basi, quindi la pasta, insomma, quindi quello che può essere il riso, quindi la tendenza dolce, poi anche la tendenza amarognola, ma ci sono degli elementi che in qualche modo colorano di sapori e di odori effettivamente anche il cibo, ed è la parte proprio legata all'aromaticità e alla speziatura. È chiaro che quando parliamo di aromaticità voi potete pensare a quello che è il flavor, a quello che è il sapore caratteristico di tutti gli alimenti, quindi tutti gli alimenti hanno come caratterizzante un certo aroma che può emergere per diversi motivi, pensiamo ai vari formaggi, insomma, più o meno intenso, i salumi, eccetera. Il cacao, il caffè, pensate all'aroma che hanno questi alimenti. Quando andiamo su alimenti un pochino più complessi, oppure, che sia appunto, tu hai parlato del cacao, del caffè, quindi qui si parla di qualcosa appunto in più, con un aroma ancora più forte, che di solito si possono apprezzare anche da soli, ma spesso e volentieri poi vengono abbinati anche i cibi, e qui andiamo nel grandissimo mondo delle spezie o delle erbe aromatiche. Un salto in Oriente, avanti. Sì, anche qui poi si apre tutto un altro capitolo, ci sono spezie che danno delle sensazioni un pochino più dolci, come la vaniglia, la cannella, eccetera, delle spezie che invece possono tendere un pochino più al piccante, basti pensare alle varie pepature,
però tutte quante servono a dare un pochino di esaltazione al sapore già intrinseco degli alimenti, per non parlare poi delle erbe aromatiche che magari noi siamo abituati anche a coltivarle dietro casa, sì, un bel giardinetto, maggiorana, tutte queste ovviamente danno un'impronta fondamentale al cibo, quindi aromaticità e speziatura. Esattamente. Ci sono due mondi simili, separati, ma che possono essere analizzati insieme. E perché non parlare anche dell'acidità, visto che la nostra uva è ricca di acidi? Parliamo di acidità e quindi di tendenza acida anche degli alimenti. Ecco, questo è un po' un tasto dolente, non è vero Karen, per l'abbinamento, soprattutto quando faremo lo scalino successivo, di cercare di abbinare ai nostri alimenti, cibi e preparazioni. C'è acidità, insomma. Diciamo l'acidità tipica è quella degli agrumi, del limone, delle arance, piuttosto che degli aceti, quindi sono tutte quelle preparazioni, possono partire dai condimenti, vinaigrette, piuttosto che sughetti, intingoli, che contengono questi alimenti. Ecco, pomodoro. Abbiamo appena parlato del pomodoro, un altro tipico alimento che suscita un po' di problemi a noi sommelier negli abbinamenti. Ci mettiamo un po' di zucchero via. Sicuramente aiuta, però ecco, tutti questi alimenti hanno questa tendenza acida che va un po' a contrastare quello che potrebbe essere un ottimo e ideale abbinamento con un vino, ma non disperiamo, perché anche per questi riusciremo in qualche maniera a combinare le cose, e assolutamente. Poi, diciamo, ci sarà anche il pomodoro con la nostra pasta, ma io ci schiaffo un bel po' di pancetta. Ma certo, infatti tutte queste cose vengono poi mitigate a seconda di come vengono abbinate, quindi si esaltano, si contrastano, si nascondono, si coprono. Sì, perché voi immaginate, avete in bocca questa penna col sugo e vi capita fra i denti proprio il pezzo della pancetta che ha il pezzettino di grasso, e allora parliamo proprio di grassezza, quindi non dovete solo immaginare di mangiare direttamente la cotenna del maiale, ma ci sono anche degli elementi grossolani all'interno delle preparazioni, come può essere appunto il pezzo di pancetta nel sugo, piuttosto che quando mangio direttamente una fetta di salame. Insomma, ci sono proprio delle componenti grasse che fondamentalmente sono solide, quindi dobbiamo masticarle, e nel masticarle si riempie proprio il palato, si creano delle patine sia sulla lingua sia sui denti. Ti s'allappa la bocca, proprio detto così. Però è bello. Sì, insomma. è tanto bello. Sì, e ovviamente lascia tutta una sensazione anche molto aromatica. Certo, grasso, assolutamente. Però poi sconfiniamo con certi alimenti, come per esempio il burro, tra il grasso e l'untoso. E quindi, come la grassezza è una sensazione tattile, la successiva, che è l'untuosità, è un'altra sensazione tattile, nel senso che non si percepiscono tanto gli aromi quanto appunto queste consistenze all'interno della bocca. Mentre il grasso ha una forma solida, l'unto ha una forma liquida, e quindi si parla di tutti quelli che sono gli oli, olio d'oliva, di semi. Ecco, questi danno questa sensazione di untuosità, ma anche il grasso solido, quando assume forma liquida, diventa untuoso e non più grasso, in quanto ad esempio le carni, come si diceva prima, la pancetta rimane assolutamente, se cotta, uno strato che alla bocca allappa un pochino, ma tutto quello che rilascia, quindi che si scioglie, diventa, si ritrova sotto forma liquida all'interno della nostra pietanza, è considerata untuosità, e quindi è questa sorta di patina, ma che scivola via piuttosto anche piacevolmente. Io prendo spunto da questo scivola via piacevolmente perché parlare anche, tu hai parlato di liquidi, io parlo sempre di sensazione liquida, che però è una cosa diversa, legata proprio alla masticazione. Immaginate di mangiarvi una bella bistecca al sangue e sentite proprio che i liquidi che sono contenuti all'interno della bistecca invadono il palato mentre la state mordendo, e qui si parla di succo
succulenza. C'ho già l'acquolina in bocca, ragazzi, però qui. tu sai Claudia che c'è succulenza e succulenza, no? Assolutamente, non è proprio così semplice questo concetto. Certo, quindi abbiamo capito il concetto della carne piuttosto che di un brodo, e quindi già la sensazione liquida vi viene un pochino più in mente, però provate a pensare a quando sgranocchiate magari un grissino, quello vi richiama tutta una serie di saliva che vi serve per poter masticare ancora di più, quindi in realtà è un richiamo di liquido, quindi abbiamo una succulenza che è intrinseca agli alimenti, una succulenza che invece deriva dalla stimolazione proprio della saliva, però sempre di liquido parliamo. Ah sì, a me vengono in mente tutti i brasati, tutte queste cose qui in questo momento, wow! E perché no, come nel vino, anche negli alimenti possiamo parlare di persistenza, certo. Perché è molto molto importante capire quello che abbiamo dopo la deglutizione all'interno del nostro palato, in quanto ci sono degli alimenti che svaniscono molto velocemente, pensiamo a dei pesci bolliti piuttosto che a delle verdure bollite, ma ci sono degli alimenti che continuano e permangono, è un po' come il nostro vino, quindi ha una durata nel tempo. Certo. Ed è una caratteristica che dobbiamo assolutamente considerare nel momento in cui andremo ad abbinarci un piatto, e quindi mi raccomando, fate attenzione anche alla persistenza dei nostri, o gusto olfattiva dei nostri alimenti. Bene, direi che adesso mi dispiace, Claudia, dobbiamo lasciarli un po' a bocca asciutta perché si aspettavano l'abbinamento, invece no, ve le raccontiamo la prossima volta. Faremo un giochino, secondo me, la prossima volta. Sì, immedesimeremo chi nel vino, chi nel piatto, per vedere se andremo d'accordo o no. Perché fondamentalmente all'interno del nostro piatto dovremo poi capire la struttura e l'armonia che ne ritroveremo per poterla poi appunto comparare e capire se fare i buoni o i cattivi con quanto abbiamo nel piatto, o ad esempio fare i buoni e i cattivi con quello che abbiamo nel bicchiere. Si sa, a volte gli opposti si attraggono, a volte invece simile vuole simile, insomma sempre di matrimoni si parla, quindi ci trasformeremo, sposiamoci, in wedding planner. Bene, allora siete obbligati a seguire la nostra prossima puntata per imparare qualcosa in più sull'abbinamento. Quest'infarinatura serviva. Nel frattempo, tendenza Claudia, dolce, farina, mi raccomando. Certo, però Claudia, ogni tanto dobbiamo anche abbinarci qualcosa effettivamente, non possiamo continuare a bere durante queste puntate. No, assolutamente. Quindi alla prossima. Però intanto ci dedichiamo a questo. Cin cin e ciao. Avete visto ed ascoltato Bianco, Rosso e in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier e la Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori.